se non ho capito male voi stareste cercando del pane? Vai, ci vrai, ci oppure coccoi, oppure mi accontentate con la di ceda, oppure di un villotta là, che è un altro pane bellissimo. Noi lotti è parecchio, Pane sardo non ce n'è, se volete vi posso dare pane toast o pancarré. Pane tostato, duro come la pietra. Questo non mi dà l'ispirazione per mangiarlo, no. E l'altro che hai detto, diarrea, Pancarré. Pancarré. Ma la parola mi sembra una brutta parola, no. Allora se volete vi posso dare pane degli angeli? Questo sembra un pochettino più sicuro. Se lo mangiano loro, va proprio bene. A me invece mi era stravì un pacchetto di biugnetto, quando era il figlio mio di sta Germania che sta andando a traballare in una fabbrica di birra e non andava a chiedere su gregugnetto o chi non su bovalli, cagando antiserrao in scantina. Ed era del Marugo, del Mogro, del Zaddoni, del Zemasu, del Ienzo, io non ci davi brusso. Aspetta che te lo spiego, Teo. La mia amica Maria dice che vorrebbe del vino buono per il figlio che lavora in Germania in una fabbrica di birra e gli piacerebbe comprare, sai, un bovale di Terralba, oppure Canonau di Erzu, Monica di Cagliari, che da quando hanno chiuso le cantine qui vino buono non ce n'è, perché hanno dato il contributo per togliere le viti, E allora qui non c'è più né uva e né vino.